Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per essere qui oggi. Io sono Letizia Loi, frequento il quarto anno del Liceo Classico Antonio Gramsci e sono davvero felice oggi di essere qui con voi ad accompagnarvi in questa bellissima mattinata organizzata dall'Aspal for Future. È il secondo evento di 7 che organizza appunto l'Aspal e il Job Day Sardegna che va in giro per tutta la Sardegna appunto. L'Aspal è l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e ha permesso praticamente a tutti noi oggi di partecipare a questa iniziativa, che è un'iniziativa molto importante che riguarda il triennio delle scuole secondarie di secondo grado. E l'intento di questa giornata fondamentalmente è quello di poterci inserire come ragazzi già con l'idea nel mondo del lavoro, poterci raccontare quelle che sono le esperienze di personalità pubbliche che hanno fatto carriere, che stanno riuscendo a realizzare i propri sogni, facendocele appunto conoscere, quindi possiamo toccare con mano veramente qual è il mondo che ci aspetta una volta che usciremo dal liceo e quale modo migliore se non con testimonianze e preziosissimi consigli che sicuramente andremo a ricevere. Per iniziare io direi di far salire qui, di far avvicinare la dottoressa Maika Versano, alla quale facciamo un applauso, la direttrice di Aspal. Aspetti che le do il microfono. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Grazie per essere qui, grazie alla scuola e ai vostri insegnanti che hanno ritenuto di dover partecipare a questa occasione di incontro, di conoscenza e di orientamento verso il mercato del lavoro. Che cos'è il mercato del lavoro? È davvero un fenomeno in continua evoluzione, cambiamento. Voi state concludendo un percorso di studi superiori e si affaccia davanti a voi una importante scelta, cosa fare del vostro futuro. E noi questa mattina vi vogliamo raccontare attraverso un percorso emozionale, motivazionale, il percorso, le idee, diciamo, il percorso che hanno fatto altre persone prima di voi, credendo in se stessi e seguendo le proprie passioni. Il motivo, il leitmotiv che si vuole portare avanti è questo: cercate di credere in voi stessi, conoscete e individuate esattamente quelle che sono le vostre passioni, perché sono fondamentali per individuare una direzione. E le testimonianze che avremo stamattina ci aiuteranno a capire questo e ci aiuteranno anche a capire come il proprio obiettivo personale e lavorativo si ottiene credendoci, ma anche badando al percorso di crescita di competenze. E le opportunità che offre la vostra regione sono tante e vi verranno presentate, comunicate per rendere più facili anche le vostre scelte. Io vi auguro buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie mille. Grazie alla dottoressa Versano che ci ha detto delle parole meravigliose. Io direi che davvero possiamo iniziare con l'evento, che vi comunico già sarà diviso in 2 parti. Ognuna di queste parti avrà come, diciamo, centro 3 ospiti. La prima parte, quella che sto per introdurvi, è quella dedicata alla passione che diventa un lavoro, all'impegno e alla determinazione, che sono 3 elementi fondamentali per costruirsi una professione e poter inseguire il proprio sogno in modo sano. Quindi l'intento di questa giornata, come l'ho detto, è proprio quello di scegliere e capire il lavoro che vogliamo per poterlo inseguire al meglio e magari anche riuscire a realizzarlo. Quindi iniziamo con la prima ospite, che è nata e cresciuta a Cagliari, dove si è laureata in relazioni internazionali. Oggi è scrittrice e editorialista. Ha pubblicato Il cuore selvatico del Ginepro 2013, Fiore di fulmine 2015 e La cercatrice di corallo 2018, con cui ha vinto il premio letterario Grazia Deledda e il premio Alghero Donna. Dice di sé: mi definisco una sarda nuragica, innamorata della sua terra così aspra e coriacea, ma anche fiera e indomita. Vanessa Rogeri. Grazie mille, grazie dell'invito.
Grazie per avermi chiesto di essere qui a rappresentare e a significare la concretizzazione, la materializzazione di un sogno, quello che è un sogno coltivato fin dall'adolescenza. Avevo più o meno la vostra età quando io ho incominciato a sognare di diventare una scrittrice, vivere di scrittura, scrivere storie. Questa immagine rappresenta la realizzazione di questo sogno, perché fin dai 16 anni, 15 anni, io sognavo di vedere i miei libri sugli scaffali delle librerie. Questa è una foto che ho scattato a Natale. È una bellissima libreria di un centro commerciale nel Cagliaritano e c'è proprio uno scaffale, quindi un ripiano di uno scaffale interamente dedicato ai miei romanzi che sono pubblicati, 2 con Garzanti e 2 con Rizzoli, quindi grandissime case editrici. La realizzazione di un sogno, iniziato verso i 15-16 anni, si è realizzato dopo 20 anni. A 37 anni ho pubblicato il primo romanzo. Nel frattempo ho sognato, mi sono dedicata anima e corpo a questo sogno. Quello della scrittrice è un mestiere molto aleatorio, proprio il più incerto che potessi scegliere, perché non c'è niente di definito. Ogni volta che tu pubblichi devi riconfermare te stesso, devi riconfermare le tue qualità, devi crescere, devi confermare i tuoi lettori, devi guadagnare nuovi lettori. E se non fai questo, non ti pubblicano più. La tua carriera è finita, basta un solo errore per cadere. È iniziato tutto molti anni fa e si è concretizzato tutto a 37 anni. Voi direte, ci sono voluti così tanti anni per realizzare il tuo sogno? L'avresti seguito comunque se avessi saputo che ci sarebbe voluto così tanto tempo? Io dico di sì, perché se avessi pubblicato quando avevo 20 anni, quando ero proprio impaziente, scalpitavo e sognavo un mondo così molto romantico, anche perché quello della scrittura nell'immaginario collettivo è un mondo romantico, ma nella realtà dei fatti non lo è affatto, perché bisogna avere a che fare col mondo della letteratura e delle case editrici. E le case editrici non coltivano artisti o sognatori, sono delle aziende come le altre. Descrivono un mondo, quello del lavoro, che è molto competitivo, un mondo fatto a volte anche di crudeltà, perché, come dicevo prima, basta un piccolo errore per cadere e il tuo sogno finisce lì, non ti pubblicano più, non ci sono possibilità di recupero. È un mondo per cui devi essere pronto al mondo appunto del lavoro, devi essere pronto ad affrontare il pubblico, devi essere pronto ad avere consapevolezza di te, della tua capacità di scrittura, la tua capacità di raccontare, saper raccontare, la tua capacità di relazionarti con realtà che non facevano parte della tua vita fino a quel momento. Ma io posso dire di aver fatto 2 percorsi nella mia vita. La mia vita è stata forse il binario di un treno. Da una parte progettavo, studiavo, costruivo la mia tecnica, perché saper scrivere significa questo. Non soltanto avere l'impulso irrefrenabile di buttare valanghe giù di parole, storie su storie, significa invece crescere ed evolvere, saper costruirsi una tecnica. E diciamo che mentre io conducevo così questo percorso, non sapevo dove mi avrebbe portato, dall'altra conducevo la mia vita, quella quotidiana, quella concreta. Vedervi qui tutti riuniti così dà un po' di ansia, devo dire, perché ho un grande déjà vu. Mi ritrovo improvvisamente ad avere 17 anni, 18 anni, 19 anni, ritrovarmi così all'ultimo anno e non sapere che cosa fare della mia vita, perché a me è accaduto così. Quello di voler scrivere romanzi è un percorso per cui non esiste qua da noi in Italia un percorso formativo, non c'è una vera università, una cosa che si coltiva appunto per conto proprio, ma io dovevo laurearmi, perché questo è stato il diktat fin dall'infanzia, inculcatomi dalla mia famiglia, e hanno fatto bene a programmarmi in questa maniera, perché la laurea
è necessaria, non è utile, è necessaria per la crescita personale a prescindere dal lavoro che farai. È necessaria perché formerà la tua mente, è necessaria perché non solo ti dà le basi della conoscenza anche per affrontare la vita così quotidiana, ma è anche un biglietto da visita per quello che è un confronto sociale. È necessario. E io non avevo lo stimolo di diventare un avvocato, di diventare un insegnante, un medico, un ingegnere. Veramente ho affrontato questo percorso provando, tentando. Così mi sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza, durata 2 anni, non ce la facevo più, non era la facoltà per me, non c'era quello stimolo che mi appassionava. Allora attraverso la strada, perché a Cagliari le maggiori facoltà sono tutte concentrate nella stessa strada, e mi iscrivo a Scienze Politiche e lì possiamo dire che rinasco perché c'erano un sacco di materie che mi piacevano tanto, dalla storia alla sociologia, amministrazione, diritto, e poi quello sguardo all'internazionalità, quindi alla storia, alle istituzioni degli altri paesi, che mi ha aperto un mondo, perché mi ha fatto conoscere il mondo che magari non visiterò mai concretamente, ma che mi ha permesso di confrontarlo con quello che è la realtà della Sardegna e apprezzare la storia e la realtà sarda ancora di più. Ecco allora che questo percorso a Scienze Politiche non è stato, possiamo dire, una passeggiata, non è stato semplice, anche perché io ho dovuto affrontare magari dei periodi di problemi familiari. Allora ho lasciato anche 2 anni, possiamo dire un doppio anno sabbatico, proprio perché ne avevo necessità. Ma quando è arrivato il momento giusto, ho fatto tutta una filata, gli esami uno dopo l'altro, e sono arrivata alla laurea, perché non sta scritto da nessuna parte che uno arrivato ai 18 anni alla maturità debba avere per forza, allo scadere di questo termine, le idee chiare di che cosa farà nella propria vita, di che cosa sarà il suo percorso, il suo posto nel mondo. Ed è questo che a me piace e interessa comunicarvi. Ci sono voluti un po' di anni perché arrivassi alla laurea, al momento giusto, ma ognuno deve prendersi il proprio tempo, perché io non immaginavo che anche quel percorso universitario sarebbe servito a questo che è ormai il mio mestiere, quello di scrivere romanzi, perché questo mestiere mi ha portato qualcosa che non immaginavo, ad esempio scrivere per la Nuova Sardegna. Diciamo che all'inizio del percorso avrei voluto tanto studiare giornalismo, ma non mi era possibile, non è stato possibile, non potevo permettermelo. Ecco allora l'importanza delle scelte. Ognuno deve prendersi il suo tempo, nessuno vi insegue. Dovete in realtà rendere conto soltanto a voi stessi, perché questa è la vostra vita. Io l'ho fatto nonostante a volte mi deridessero. Vuoi diventare una scrittrice, qualcosa di molto, molto vago. Prenditi un lavoro sicuro, un lavoro certo, di quelli che tradizionalmente sono considerati così. E allora dico che veramente, se io non avessi deciso tanti anni fa di affrontare un concorso letterario che poi ho vinto, tutto questo, anche trovarmi qui oggi, non sarebbe accaduto. La vita è fatta di scelte, le scelte giuste arrivano al momento giusto, ma soprattutto io esorto a prenderci e a prendervi il vostro tempo. E l'augurio è proprio questo, perché il destino si fa decisione, scelta dopo scelta, non è qualcosa di preordinato. Abbiate consapevolezza di voi stessi, quindi detto questo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Io adesso ti chiedo di restare perché abbiamo qualche domanda dalla redazione del Liceo Gramsci che ha preparato delle domande, e quindi chiamo Sara Siddi che farà una domanda. Un applauso. Allora, la mia domanda è come ha iniziato a scrivere il suo primo romanzo e cosa consiglia di fare a chi vorrebbe intraprendere la stessa strada? Dunque, io ho iniziato con una lunghissima gavetta.
all'inizio i racconti o la marea infinita di romanzi iniziati e mai infiniti riempiono scatoloni a casa mia, erano soltanto ad uso e consumo personale, non avevo il coraggio inizialmente di farli leggere a nessuno. Poi ho iniziato a partecipare ai concorsi letterari e questo è stata una grandissima palestra perché mi ha permesso di confrontarmi un giudizio esterno e di capire che cosa significa scrivere non soltanto per noi stessi, ma anche per gli altri, e quindi di tenere conto di una marea di altri dettagli, di altre consapevolezze, appunto, quella che un occhio esterno ti sta leggendo e deve capire quello che tu stai scrivendo. Concorso dopo concorso, tante delusioni, qualcuno l'hai vinto, tante porte in faccia, tanti tentativi, la consapevolezza che quello del mondo dell'editoria è un mondo che è abbastanza chiuso, difficile arrivare in alto, ma nel 2012 ho partecipato a un concorso letterario indetto appunto dal gruppo editoriale che faceva parte, di cui fa parte la Garzanti, e l'ho vinto. Il mio romanzo ha sbaragliato 1200 romanzi perché io credevo fortemente in quello che avevo scritto e forse avevo ragione perché alla fine sono stata pubblicata. Quindi credere anche in ciò che si fa, non considerarsi mai arrivati, è un percorso in divenire costantemente, un lunghissimo viaggio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Io direi che le parole di Veronica sono state meravigliose, utilissime, e veramente ringraziamo soprattutto, grazie. Hanno un significato grandissimo, secondo me. La nostra ospite, la seconda, è un ex martellista. Problemi? Passiamo al terzo? Ok, va bene, c'è stato un piccolo scambio. Passiamo al secondo ospite, che è un sedicenne di Olbia che frequenta il liceo scientifico Lorenzo Mossa. Dall'età di 9 anni pratica vela e partecipa a livello agonistico alle gare da 3 anni. Nel 2022 ha vinto il campionato mondiale di vela Under 16 in Portogallo, battendo ben 271 velisti provenienti da 45 paesi diversi. Nel dicembre scorso è stato anche premiato dalla Lega Navale di Olbia col premio Lega Navale Day Il mare ci unisce. Con questa bellissima premessa chiamiamo Nicolò Cassita, che presenterà un video. Aspettati il microfono. Buongiorno a tutti. Sono Nicolò Cassita, è un grande onore essere qui per me. Ok. Today the conditions are so good. There are 8 or more clouds, little waves, and the wind rotates. I am more confident with this condition, and I am happy with this day. Take it.
Bellissimo. Inizia, prego. Raccontaci un po' di più di questo video meraviglioso, molto emozionante tra l'altro. Complimenti. Questo video, diciamo, prende spunto dalle 2 manifestazioni più importanti a cui ho partecipato l'anno scorso, ovvero l'Europeo e il Mondiale. All'Europeo sono arrivato secondo e, diciamo, ci sono stati un po' di malumori per vari motivi, perché non sono riuscito a vincere ed ero molto arrabbiato, però questo mi ha dato più motivazione per il Mondiale il mese dopo. Al Mondiale sono riuscito a vincere dopo una grande regata, affrontando comunque varie difficoltà, e il mio consiglio è quello di non mollare mai e credere sempre in quello che vuoi fare, sempre nei tuoi obiettivi, e sognare in grande, cioè cercare di non farti mai portare via i tuoi sogni. Bravo. Io adesso c'è una domanda esattamente da Marta Ruzzitu. Facciamogli un applauso, redazione del Gramsci. Aspetta, venite un po' più in qui. Ciao a tutti. Io vorrei chiederti com'è nata la tua passione per la vela e in che modo questa disciplina sportiva ha influenzato e tuttora influenza la tua vita. Diciamo che la mia passione è nata un po' per caso, perché un mio compagno, un mio amico, mi ha convinto ad andare a provare vela insieme a lui all'età di 9 anni, e da lì improvvisamente è nata questa passione, e ora diciamo che la vela mi aiuta anche nei giorni attuali della vita, nella vita quotidiana, perché diciamo che lo sport ci insegna a non mollare mai, anche nella vita questo può essere utile, ad esempio anche nella scuola, quando prendiamo dei brutti voti si possono sempre recuperare, quindi la vela, quando incontri delle difficoltà, devi superarle e continuare ad andare avanti per la tua strada e seguire i tuoi obiettivi. Ottimo consiglio, grazie. Se non ci sono altre domande, proseguirei. Grazie mille. Grazie. È sempre bello sentire i nostri coetanei che ci raccontano storie, come si dice, di vita vissuta, così direttamente, e poi anche nello sport, che comunque è un mondo molto complicato. Io, se non ci sono altri problemi di linea, posso... Ok, allora proseguiamo con la terza ospite. No, niente terza ospite, andiamo avanti. Allora introduciamo la seconda parte di questa mattinata, che riguarda le start-up e le aziende. Il tema è l'ingegno e l'innovazione per i mestieri di oggi e domani. Cioè, l'ingegno e l'innovazione. L'innovazione nel mondo in cui viviamo è fondamentale, cioè per riuscire ad emergere per forza bisogna essere innovativi, originali, dare un po' uno scossone al passato, a quelle che sono state le cose che hanno funzionato una volta ma che magari oggi non funzionano più. E poi l'ingegno che è l'ingrediente segreto di questo grande calderone. Dell'ingegno ce ne parlano tantissimi autori della nostra letteratura, come Giovanni Boccaccio, che la mette al primo posto delle virtù dell'uomo, perché l'ingegno è la capacità di riuscire a fronteggiare le situazioni anche sfavorevoli con intelligenza, furbizia e di nuovo originalità. E quindi i nostri 3 ospiti che stiamo per presentare sono un esempio perfetto di ingegno e di innovazione. Io direi di presentare il primo. Il primo ospite è il responsabile marketing delle cantine Surrau, che comprendono una proprietà di oltre 50 ettari di vigna interamente visitabili dal pubblico, ed è una produzione decisamente estesa e vincente, che si identifica nel grande panorama enogastronomico sardo come un gioiello davvero importante. Tra l'altro le cantine Surrau sono anche molto legate all'arte, che trovano un considerevole posto all'interno del progetto dell'azienda, che propone dei prodotti in giro per tutta la Sardegna, anche appunto agli eventi culturali. Quindi a raccontarci di questo strettissimo rapporto tra storia, natura e arte sarà proprio il nostro ospite, che ci parlerà nel dettaglio del progetto, preceduto da un video. Quindi chiamo Alessandro Pedini. I nostri vini sono ambasciatori della terra di Gallura nel mondo.
ne esaltano con le loro caratteristiche i profumi ed i sapori. L'uomo coglie i frutti migliori e li trasforma in splendidi vini. Surrao, dove la passione per i vini diventa arte. Buongiorno, io sono Alessandro, sono il responsabile marketing e commerciale, quindi mi occupo dell'azienda, per quanto riguarda l'azienda mi occupo sia della parte comunicazione che le vendite, che sono una parte molto importante. Adesso nelle immagini scorreranno un po' una descrizione della cantina, dell'attività. Io cerco di seguire le immagini ma raccontarvi anche altre cose. L'azienda è un'azienda che sostanzialmente, mi direte, di innovativo che cosa ha? Noi lavoriamo la terra e produciamo vino, quindi facciamo qualcosa che è antico e faticoso. Quindi sembrerebbe che di innovativo non abbia nulla. In realtà di innovazione c'è tanto. Il modello aziendale è costruito su 3 filiere. Le aziende vitivinicole tradizionali sono aziende che si occupano di appunto curare la parte agricola, trasformano quindi la manifattura e poi commerciano. Diciamo che questo modello è stato abbastanza superato e oggi noi facciamo qualcosa di molto più complesso e più ampio. Facciamo il tradizionale, quindi ci occupiamo della vigna, produciamo uva e che trasformiamo in vini. Ma poi abbiamo un rapporto col pubblico, col mercato molto più moderno. Diciamo che la prima parte, però, la parte più importante è quella della viticoltura. La viticoltura ha un legame fortissimo con la tradizione e con i luoghi, quindi la Sardegna è un luogo molto importante per la produzione dell'uva, è un luogo in cui la biodiversità si è mantenuta molto viva e la qualità dipende molto da questo fattore, cioè dall'insieme di elementi biodiversi che fanno un territorio. La Sardegna è una terra emersa molto antica e la viticoltura in Sardegna è presente dall'epoca prenuragica. Ci sono dei reperti archeologici che dimostrano che i nuragici, i fenici, i cartaginesi e i romani usavano questo luogo per la produzione dell'uva e quindi del vino. Nel particolare noi siamo allocati in Gallura, che è un territorio all'interno di quello regionale molto vocato per la viticoltura, soprattutto la produzione di vini bianchi. Le ragioni sono semplici. Una è la vicinanza al mare, quindi la presenza di questi venti marini, queste brezze, venti freschi, no? Maestrale, tramontana, che comunque influenzano la parte agricola. Il vento si infila dentro queste vigne e le pulisce, le asciuga, quindi ci rende la viticoltura molto più semplice. L'altro elemento è proprio quel terreno, no? Le vigne, come vedete, sono tutte allocate nel cuore della Gallura, quindi in un territorio che è un disfacimento granitico, quindi le colline, le frastagliate si sono lentamente disciolte, hanno formato delle valli e in queste valli, che sono fatte di sabbia e di granito, si coltiva la vite. E questo è l'ambiente ideale proprio per il vermentino, che è la nostra principale uva. Noi produciamo il 70% uva bianca, da uva vermentino. La Gallura è l'unico territorio in cui insiste una DOCG. Quindi la DOCG è il massimo regolamento nel panorama italiano, denominazione di origine controllata e garantita, è l'unica in Sardegna e in Gallura ed è costruita attorno al vermentino, che è la nostra principale produzione ed è, diciamo, il nostro portabandiera nel mondo. In Sardegna si produce prevalentemente vermentino e cannonau. La principale produzione di vermentino è quella gallurese come importanza. Le uve rosse, anche le uve rosse hanno uno spazio. Ovviamente il cannonau è l'altra grande uva sarda, è molto conosciuta fuori dal territorio regionale, è l'uva, pensate, più diffusa al mondo, perché negli altri posti si chiama diversamente, si chiama granaccia, grenache, tempranillo, noi la chiamiamo cannonau. Chiaramente in Sardegna ha una genetica particolare, però insomma l'uva è quella. Quindi la prima filiera è quella vitivinicola, che si conclude col processo di vinificazione. La vinificazione è un processo molto importante. In questo ambito si incominciano a inserire delle figure tecniche particolari, perché la parte agronomica è gestita dall'agronomo, che è una figura dirigenziale dell'azienda che gestisce l'impianto di vigneti e le squadre di lavoro in vigna. La parte invece di vinificazione è gestita dall'enologo,
che ovviamente indirizza la cifra stilistica dei vini ed è coadiuvato da un cantiniere, che anche lui è un enologo, quindi una persona che operativamente gestisce le masse, e da un tecnico di laboratorio. Quindi tutto il processo è controllato dal punto di vista analitico dall'inizio alla fine, con l'utilizzo soprattutto di materiali, quindi acciaio, legno, cemento, materiali che ci servono appunto per avere un controllo pieno dell'attività e quindi arrivare a definire degli obiettivi enologici e portarli fino alla bottiglia. Questa è la prima filiera, la filiera vitivinicola, quella più tradizionale. Poi c'è il secondo elemento, che è la filiera turistica. Cioè l'idea qual è stata? Ed è qui che incomincia l'innovazione. Tradizionalmente, se io voglio parlare col mercato, devo farmi tradurre da qualcuno, cioè ci deve essere qualcuno che mi intermedia il mio rapporto col pubblico. Di solito sono dei distributori, degli agenti, delle persone terze, delle figure terze esterne all'azienda che coadiuvano con noi nella comunicazione dell'azienda. Noi abbiamo disintermediato questo rapporto costruendo una struttura alle porte della Costa Smeralda, quindi che è una struttura interessata da grandi flussi turistici, per cui possiamo cooptare una parte di questi flussi turistici e portarli in azienda. Quindi abbiamo un primo vantaggio, che è quello chiaramente di disintermediare il rapporto, quindi un vantaggio comunicativo. Il secondo vantaggio è quello di completare la filiera, cioè riusciamo a mantenere il valore economico della nostra produzione interamente tutto in azienda, mentre invece in un rapporto intermediato una parte del nostro valore economico viene ceduto all'intermediazione. Quindi questo è un vantaggio sia economico che comunicativo. Ora, ovviamente c'è una terza filiera che non è descritta in queste slide, ma che è in qualche modo intuibile, che è quella culturale. Perché? Perché ovviamente comunicare un prodotto che ha una forte identità territoriale, che ha un forte legame con la terra, lo si può fare soltanto se si comunica anche il valore e la cultura di quel luogo. E quindi l'azienda è dotata appunto di una sala congressi, di una galleria d'arte in cui ospitiamo artisti. Prevalentemente sono artisti che si occupano di arte contemporanea, quindi artisti locali, giovani artisti che si occupano di arte contemporanea. L'idea è proprio quella di intendere il vino non solo come una bevanda, come un alimento, come qualcosa che possa essere consumato come appunto un alimento, ma venga inteso come un elemento che racconta una storia, ed è la storia appunto delle persone che ci lavorano, della famiglia che è protagonista di questo progetto e del luogo che veicola tutti gli elementi culturali. L'azienda in questi anni è un fenomeno, l'azienda, perché? Perché le aziende vitivinicole generalmente per riuscire ad affermarsi hanno bisogno di tanto tempo, perché la filiera vitivinicola è una filiera lenta. Pensate che quando impiantiamo un vigneto, da che questo entra in produzione ci vogliono 5 anni. Da che poi da lì ne produciamo un vino che sia qualitativamente importante per essere, diciamo, sottoposto all'attenzione del pubblico o della critica, magari ci vogliono altri 10 anni. Quindi è una filiera estremamente lenta. Di solito le aziende per affermarsi hanno bisogno di decenni, ci vanno varie generazioni. Su Rau in 20 anni è diventato un punto di riferimento. E l'elemento di innovazione è stato proprio questo, cioè il fatto che non si è fermata a produrre il vino, ma ha costruito un nuovo modello, e poi da lì ovviamente è stato necessario che tutti gli altri si adeguassero. Quindi oggi l'enoturismo e le pratiche appunto di diversificazione della filiera sono, diciamo, comuni, ormai tutte le aziende fanno questo, ma sul Rau ha sempre un passo avanti, perché chiaramente insomma, ha un'esperienza che gli altri ancora non hanno maturato. Chiaramente i fattori di successo sono stati anche il fatto che l'azienda è sorretta da una famiglia che è economicamente e imprenditorialmente molto solida e che quindi ha le idee chiare su come muovere le direttrici diciamo, del nostro lavoro. E l'altro elemento è stato quello comunque di costruire un team che sia molto appassionato. Diciamo che l'età media in azienda è abbastanza bassa. Io ho 39 anni, sono una delle persone più anziane, l'enologo ha la mia età, i tecnici che lavorano dentro l'azienda sono veramente molto giovani, e questo chiaramente ha dato una spinta in più, perché la passione ha condotto comunque a cercare di ottenere dei risultati per noi che
che sono professionalmente per noi importanti, ma sono anche per l'azienda importanti. Questo è il risultato finale, i prodotti. Alla fine tutto questo racconto si chiude nelle bottiglie. I vini bianchi sono la nostra principale arma, insomma, con cui ci facciamo riconoscere nel mercato. È il 70% della nostra produzione, è una produzione, diciamo, che vuole raccontare la Gallura, perché è ovvio che la Gallura ha una marcia in più rispetto al resto dell'isola per la produzione di questi vini. Chiaramente il progetto poi verte anche attorno al Cannonau, che non è un vitigno tipico per la Gallura. Il Cannonau è più tipico in altre zone più centrali, più collinari, alta collina della Sardegna, ma noi abbiamo deciso comunque di proporlo in diverse forme, abbinato ad altri vitigni autoctoni sardi. Lavoriamo anche dei vitigni che sono assolutamente dimenticati. Da poco abbiamo riscoperto un piccolo appezzamento dove abbiamo impiantato un vitigno che si chiama Caricaggiola, che è un'uva autoctona gallurese che praticamente è stata è quasi scomparsa, e noi l'abbiamo utilizzata per fare un vino rosato, quindi qualcosa che comunque segue anche le logiche del mercato, perché guardare al mercato è sempre un aspetto molto importante. E poi ci siamo divertiti, perché questo ovviamente quando l'azienda ha successo ti permette anche di uscire dagli schemi, che poi è una cosa fondamentale per riuscire anche a ottenere dei risultati. E abbiamo prodotto per esempio un metodo classico, delle bollicine, come si fa nello champagne, come si fa nelle zone del fredde d'Europa, no? Dove si producono questi vini con tanta acidità, una rifermentazione in bottiglia. Noi l'abbiamo fatto al sud, e non l'abbiamo fatto quando questo è diventato una moda, l'abbiamo fatto quando questo era un qualcosa di ancora non scoperto. Il percorso finale è ovviamente arrivato dalla critica, e quindi cosa è successo? Che nel corso degli anni abbiamo presentato i vini in diversi concorsi e abbiamo ottenuto una serie di riconoscimenti molto importanti. Il più, diciamo, importante probabilmente è stato quello del Gambero Rosso, che ha premiato l'azienda svariate volte, è probabilmente la guida più autorevole che c'è in Italia, ma poi ci siamo spostati anche nei mercati internazionali, e insomma questo è stato un po' poi il corollario del progetto. Oggi l'azienda è presente in Gallura, in Italia, in Sardegna, ma abbiamo, diciamo, la nostra presenza con i nostri vini in tutta l'Europa e in tutto il Nord America. Quindi questo è comunque un fattore di orgoglio e di successo, perché chiaramente ci ha permesso di arrivare poi a quello che è l'obiettivo, cioè non presentare soltanto i vini, ma far conoscere il nostro luogo, il nostro territorio. E questa è un po' la nostra missione. Complimenti. Adesso chiamerei chiamerei una mia compagna, Anna Valentino, che farà una domanda. Ciao a tutti, io volevo chiederle innanzitutto dove fosse nato il suo interesse per la viticoltura, e poi cosa consiglierebbe o sconsiglierebbe di fare a chi volesse intraprendere il suo percorso. Allora, io chiaramente ci sono arrivato in questo mondo perché all'inizio non avevo le idee, ero come voi, no? Ero un ragazzo di 18-19 anni, non avevo benissimo le idee chiare su cosa fare, non ero uno studente modello, io ero il classico studente che quando mia madre andava ai colloqui gli dicevano il ragazzo è intelligente ma non si applica. Ed era vero. E infatti non sapevo bene cosa fare, e quindi mi sono iscritto all'università. Io sono originario del Sulcis di Carbonia, mi sono iscritto all'università a Cagliari e mi sono iscritto in economia perché mi sembrava una cosa che poi in effetti faccio quello nella vita, no? Sono un venditore. Io racconto, quando mi chiedono la mia esperienza in economia, dico che ho fatto un anno l'Erasmus a Cagliari. Sapete che cos'è l'Erasmus, no? È quando vai a fare un anno di studi all'estero e siccome sei uno studente straniero i professori ti agevolano, no? Poi devi dare pochi esami, quindi ci si diverte tanto durante l'Erasmus. Io feci l'Erasmus a Cagliari, da Carbonia. Poi ovviamente capii che non era la mia strada e mi iscrissi in scienze politiche. Mi piaceva molto, mi appassionava, no? La politica, la società, la giurisprudenza, cioè, erano tutti temi che mi piacevano tanto, però a un certo punto mi sono chiesto ma cosa faccio? Poi studiavo un corso sperimentale di sociologia, quindi cosa faccio? Faccio il sociologo. Non voglio, cioè nel senso, se volete fare i sociologi
bellissimo, io vi invidierei se voi faceste i sociologi, però a un certo punto mi sono detto voglio fare qualcosa che mi tenga in Sardegna, mi leghi al territorio. Avevo dei bellissimi ricordi di quando ero ragazzino, mio nonno era anche un viticoltore e quindi mi portava in vigna. Poi comunque non è che vi dico che sono diventato il responsabile commerciale di Surrau perché mi piaceva la sommelierie, mi piaceva anche bere, quindi comunque ho trasformato, diciamo, un disagio in una virtù. Bellissimo. Grazie mille. Finalmente siamo riusciti a collegarci con la nostra seconda ospite della prima parte, è un'ex martellista vincitrice di ben 10 titoli italiani tra invernali assoluti e dal 2021 è vicepresidente vicario del CONI. Ci colleghiamo con lei a distanza, Silvia Salis. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Ditemi se sentite innanzitutto. Bene. Allora ragazzi, sarei voluta tanto essere con voi, ma io non vivo in Sardegna, ma insomma siamo d'accordo che per i prossimi mesi verrò in Sardegna perché ci tengo tantissimo a questo argomento e tengo tantissimo al futuro di voi ragazzi. E vorrei che per questo intervento fissaste un concetto, cioè strade alternative. E è questo che vi voglio raccontare. Mi hanno chiesto di raccontarvi la mia esperienza e lo faccio brevemente. Sono la figlia del custode del campo di atletica di Genova e insomma ero una bambina abbastanza agitata e quindi per calmarmi mi hanno lanciato nello sport. Ho scelto il lancio del martello, uno sport considerato all'epoca da maschi, no? Sapete tutte le tematiche sulle questioni di genere, sport da maschi, sport da femmine, lavori da maschi, lavori da femmine, e fin da piccola ho capito quanto fossero queste gabbie ancora presenti e quanto il pregiudizio poi influisca sulle scelte delle vostre vite. Ovviamente ho sentito il contributo di prima e ce ne saranno anche altri. Chiunque ha avuto il coraggio di fare qualcosa che in quel momento non era canonico ha avuto più facilità nel trovare la propria strada, nel trovare una strada di soddisfazione. Ho preso parte a 2 Olimpiadi, campionati del mondo, campionati europei, insomma sono stato 15 anni in nazionale nel lancio del martello. Dopodiché ho scelto un altro percorso predefinito da uomini, che è quello della politica sportiva. C'è un grande tema nello sport italiano che è la carenza di dirigenti donne, soprattutto ad alto livello, e pensate che è il 2023 e sono la prima donna ad essere vicepresidente vicario del Comitato Olimpico, quindi immaginate che le federazioni sono più di 40 e c'è solo una donna che è presidente, quindi insomma capite che anche questa è una strada abbastanza atipica. Ovviamente come si superano questi momenti, come si supera questa impasse di quando nella vita stai facendo delle scelte che sono diciamo non condivise, ma comunque registrate come usiamo la parola strane dagli altri, no? Che poi la stranezza ovviamente si riferisce al 50+1 popolazione, cioè la maggioranza definisce cosa è normale e tutto il resto è strano. Questo è un tema che vi consiglio di abbandonare nel vostro percorso. Ho aderito con convinzione a questa iniziativa perché la mia famiglia è sarda, i miei parenti, i cugini più giovani sono Sardegna e so quanto sia difficile superare, diciamo, innanzitutto la geografia, perché essendo un'isola anche muoversi, anche andare a studiare all'estero, anche andare a studiare in Italia in un'altra città è complicato anche a livello economico. Quello che vi voglio dire oggi è usate ogni differenza come un'opportunità. Questa non è una frase fatta, non è un concetto che vi posso dire qua come si può dire aria fritta. Questa è la realtà della mia vita. Vi dico, io sono figlia di un operaio, mio padre che insomma ovviamente anche lui sardo, come si capisce dal mio cognome. Era un uomo, mio padre e mia madre sono 2 persone semplici che mi hanno dato tutto, l'amore del mondo, ma ovviamente i mezzi erano quelli che erano. E
mi sono riuscita a emancipare scegliendo 2 strade completamente alternative, quindi uno sport che quando l'ho scelto non c'era le Olimpiadi per le donne, e il martello delle Olimpiadi di Sydney nel 2000 che c'è anche in ambito femminile, poi un percorso lavorativo, quello della politica sportiva, che come vi ho detto prima, i dati insomma vi fanno capire quanto ancora sia poco popolato da donne. Che vi voglio dire è: cercate una strada poco battuta, non è una cosa che dovete forzatamente fare, ma sforzatevi di farlo, cioè guardatevi intorno e guardate quali sono le necessità del mondo che avete intorno e cercate anche di prevenire le necessità che verranno. Questo credo sia la chiave per riuscire a sviluppare dentro di voi una strada originale, una strada di soddisfazione. È chiaro che la Sardegna ha il petrolio della Sardegna è il turismo, quindi ovviamente è un turismo purtroppo ancora troppo stagionale, perché la Sardegna è stupenda anche d'inverno, però sicuramente quello è un settore dove con le idee, con la volontà, con la determinazione potete sicuramente trovare soddisfazione. Poi si ricordava l'agricoltura. Io vi dico, c'è un mio caro amico che si chiama, non ho problemi a citarlo perché sto per fare un complimento, Alessandro Pintadu. Lui faceva i 400, conosciuto quando ero una ragazza e vivevo a Roma con la nazionale. Lui ha deciso di tornare in Sardegna e ha aperto un'azienda agricola, produce marmellate, miele, sua moglie Romana lo ha seguito, hanno 3 figli splendidi e vivono nel centro della Sardegna. Questo per dire cosa? Che la Sardegna è anche un posto nel quale si può tornare e non è un posto dal quale bisogna partire necessariamente. È chiaro che ci sono le difficoltà, non sono innegabili, però io penso che la vostra generazione, con l'accesso al digitale, con diciamo la possibilità di farsi conoscere oltremare, può sviluppare tutta una serie di attività che nei decenni passati sono state difficili da sviluppare. E poi vi ripeto, torno al concetto dal quale ho iniziato: cercate percorsi alternativi, e quelli più battuti ovviamente sono più difficili, e quindi dovendo già superare una serie di difficoltà, tra quali anche un tasso di occupazione basso, un'età media molto alta, che in Sardegna, credo che tutte queste difficoltà vi debbano portare ad industriarvi. È chiaro che ci saranno momenti difficili, ci saranno momenti in cui si è in salita e diciamo nelle mie 2 carriere ne ho dovuti superare tanti, e ci sono ancora adesso, perché comunque essere una donna giovane in un ambiente comunque maschile spesso mi mette a contatto, vi potrete immaginare, con tutta una serie di dinamiche che non sono facili, ma che mi portano a migliorarmi sempre di più, a cercare di essere pronta per quello che mi aspetta. Io credo che lo sport abbia un grande messaggio dentro di sé, cioè l'emancipazione democratica. Io vi ripeto, sono un operaio, del custodio di un campo di atletica, e la mia vita è diventata diversa, è diventata migliore, ho avuto grandi opportunità grazie allo sport, che è fatica, che è sacrificio quotidiano e che appunto è democratico, perché si basa sulle tue qualità veramente di nascita, ma principalmente sul tuo impegno e la tua determinazione, e quella non ha livello sociale, non ha ceto, e quella c'è per tutti. Stessa determinazione che vi consiglio di mettere nella vostra attività quotidiana. Non è detto che tutti debbano laurearsi, tutti debbano studiare fino a 25 anni, trovate qualcosa che vi renda felice e nel quale siete bravi, e cercate di diventare i più bravi, qualsiasi cosa sia, la più semplice o la più complessa. Cercate dentro di voi la motivazione di trovare una strada che sia la vostra, qualunque. Ascoltate gli altri. Io, se avessi ascoltato quando ero piccola le persone che mi dicevano ma non fare quello sport, è uno sport da uomini, diventi un maschio, diventi brutta, ti rovini, non avrei fatto lancio del martello. Magari avrei fatto, non so, danza classica, per la quale non ero portata, avrei smesso di fare sport presto, e chissà cosa sarebbe stato della mia vita, no? Non ho la controprova, ma diciamo che sono felice del corso invece che mi ha permesso fare facendo, diciamo, uno sport che all'epoca è stato molto criticato. Io, questo è il messaggio che vi voglio dare. Poi ognuno ha il suo percorso, ma credo che l'unica cosa valida da tramandare dell'esperienza che ho avuto fino adesso è: ho scelto strade diverse
da quelle più battute e sono quelle che hanno portato il successo più grande, la soddisfazione più grande. Per cui insomma questo è il mio augurio e il mio augurio per voi, e quello che vi chiedo è: impegnatevi questi anni a fondo per quello che volete, perché questi sono gli anni più importanti. Voi non so se ve ne rendete conto, ma quello che voi fate dai 15 ai 20 anni, 22, inciderà profondamente sul futuro della vostra vita. Quindi, ok, sicuramente costerà qualche sacrificio, qualche ora passata a divertirvi, ma ogni investimento che fate in questo periodo della vostra vita sarà centuplicato quando sarete adulti. Per cui in bocca al lupo e spero di vedervi presto di persona. Grazie mille. Noi ti chiediamo di restare un altro paio di minuti per poter rispondere alla domanda di Laura Day della nostra redazione. Allora, vediamo, mettiti qui. Ok. Buongiorno. Buongiorno. La mia domanda è questa: in che modo crede che lo sport, l'allenamento fisico possano cambiare la vita dei ragazzi che sempre e spesso sono impegnati in internet e nei social? Beh, allora, lo sport intanto ti mette in contatto con te stesso e con gli altri. Quindi ti permette di avere una vita non solo più sana, ma più ricca di amici, di partecipazione, di socialità. E questa è la prima cosa. La seconda ti insegna che in qualsiasi sistema devi rispettare delle regole. E questo è un altro messaggio molto importante. Poi lo sport, diciamo che ho praticato io, lo sport agonistico di alto livello, ti insegna un'altra cosa, che qualsiasi obiettivo va programmato e bisogna lavorare quotidianamente per il tuo obiettivo del momento, quindi l'allenamento di quel giorno, ma avere sempre presente quello a cui stai puntando, cioè magari le Olimpiadi, un obiettivo a 4 anni. E la cosa importante è che lo sport quindi ti insegna a ragionare a lungo termine in un momento nel quale sei molto giovane. I giovani giustamente, e grazie a Dio, vogliono tutto e subito. Invece lo sport ti insegna che puoi voler tutto e subito, ma per volere tutto devi lavorare a lungo e devi pianificare la tua vita. Grazie mille per questi preziosissimi consigli, grazie Laura. Noi ci salutiamo, grazie mille Silvia per il tuo preziosissimo contributo. Grazie mille da tutti, da parte di tutti. Adesso passiamo al prossimo ospite, che è l'amministratore delegato di WeData, che è un'azienda che si occupa di migliorare la qualità della vita dei cittadini, di trasformare i dati in informazioni e di conoscenza approfondita delle soluzioni più utili per gli utenti che necessitano di questi servizi. WeData offre soluzioni di data science, artificial intelligence e Internet of Things per la monetizzazione dei dati in ambito di Smart City. Crea nuove opportunità per le pubbliche amministrazioni e i singoli cittadini, quindi un progetto che abbraccia veramente tutte le categorie. Inoltre il messaggio più interessante che personalmente ho trovato facendo le ricerche, che secondo me è il cuore del progetto di WeData, è quello di semplificare la complessità di questo mondo aziendale, economico e informatico che imperversa nella nostra vita tutti i giorni, ma sicuramente ce lo racconterà in modo migliore il nostro prossimo ospite, che chiamo immediatamente, Marco Uras, tramite una presentazione PowerPoint per il quale ti darò il puntatore, quindi grazie. Grazie. Volevo ringraziare Aspal per avermi invitato e soprattutto Letizia per la bellissima introduzione. Quindi, come diceva, io sono l'amministratore di WeData. 2 parole su di me, sul percorso. Ho studiato alle superiori, alle industriali, ho fatto un percorso di informatica, dopodiché ho fatto 4-5 anni il pizzaiolo, così. E poi mi sono iscritto a ingegneria informatica a Torino, ho proseguito con ingegneria delle telecomunicazioni e infine ho fatto un dottorato per imparare le nuove tecnologie, quindi l'Internet of Things, l'intelligenza artificiale, applicate alle città intelligenti di oggi, o comunque stiamo cercando di renderle più intelligenti. Che cosa facciamo? Come ha detto bene Letizia, cerchiamo di aiutare le pubbliche amministrazioni e le aziende ad orientarsi all'interno di questa 4ª rivoluzione industriale che stiamo attraversando, quindi la trasformazione digitale, i dati che stanno diventando pervasivi e soprattutto strategici per ogni tipo di economia.
Chi siamo? Siamo fondamentalmente un'azienda, pertanto un gruppo di persone che lavorano in maniera organizzata per un obiettivo comune. Arriviamo da diverse realtà però. Arriviamo dall'Accademia, quindi dall'Università di Cagliari, infatti Guidata è uno spin-off dell'Università di Cagliari, da aziende che si sono occupate di mobilità all'interno della città e dello sviluppo di software per sensori e dispositivi integrati. Tutto il business, come dicevamo, si basa attorno a questa catena tecnologica. Ecco, se voi non sapete che cos'è l'IoT, se posso darvi un'immagine, pensate a questa catena tecnologica. Si parte dai dispositivi elettronici che usiamo tutti i giorni, che sono fondamentalmente i protagonisti della produzione di dati, coloro che ci proiettano all'interno della data economy. Quindi pensiamo anche a sensori di temperatura, i più semplici, o sensori di affollamento, magari un po' più complessi, no? Che generano dei dati, devono essere in qualche modo trasmessi attraverso dei protocolli di comunicazione, 3G, 5G, 6G, adesso si parla di 6G. E questi dati vanno verso dei server che chissà dove stanno, magari in Irlanda, a New York, a Francoforte oppure a Cagliari. All'interno di questi server girano degli algoritmi che analizzano i dati e tirano fuori da questi dati le informazioni e alla fine la conoscenza, per, diciamo, generare da piccoli bit delle informazioni che possono essere utilizzati per la pianificazione, ad esempio, del trasporto pubblico, perché se inseriamo dei sensori di affollamento sugli autobus cerchiamo di capire qual è la domanda di mobilità all'interno di una città e quindi, diciamo, calibrare il servizio di trasporto pubblico in funzione di chi lo richiede. Oppure mettiamo dei sensori di affollamento nelle spiagge e proteggiamo l'arenile, che è, come si diceva poc'anzi, diciamo, veicolo per il turismo della nostra isola e quindi è bene che lo proteggiamo. Cala Brandinchi è stata, diciamo, messa a numero chiuso perché pian piano l'arenile si riduceva per via del troppo carico antropico. E quindi, diciamo, trasportiamo i dati da piccoli bit a delle cose che hanno valore. E allora, che cosa è possibile fare attraverso questa catena tecnologica? Partiamo con le applicazioni, che sono veramente una miriade. Poco fa si parlava di vino e di vitigni, e quindi questa catena tecnologica può essere applicata, per esempio, per capire quali piante hanno bisogno di più acqua o meno acqua attraverso i droni, l'agricoltura di precisione. E poi abbiamo le città intelligenti, come vi dicevo, calibrare il servizio pubblico, abbiamo l'industria 4.0, trovare il parcheggio in maniera velocissima con le applicazioni, oppure evitare che un signore vada a vedere quali sono i consumi della nostra casa, e le case intelligenti. Ecco, appunto, le case intelligenti, diciamo che l'obiettivo è quello di diminuire il costo dell'energia sprecata in casa, aumentare il comfort, non devo pensare a quando accendere e spegnere il termostato, insomma, un sistema che gestisce un edificio attraverso un'infrastruttura tecnologica. Se pensiamo un po' più in grande, come dicevo, dei parcheggi intelligenti, quindi un'applicazione che ci veicola nel parcheggio libero, riduciamo i consumi, paghiamo soltanto quello, diciamo, il tempo per cui stiamo nel parcheggio. E poi, alla fine, l'applicazione principe, il sistema di sistemi, la città intelligente. Insomma, pensate che amministratori di città possano vedere questo, una dashboard in tempo reale dove vedere, per esempio, quali sono le zone più calde, le zone più trafficate o dove c'è più rumore, oppure dove la qualità dell'aria è peggiore. Pertanto tutti strumenti che servono per gestire la mobilità, per esempio gestire l'illuminazione. Pensate che a Parigi ci sono 280.000 lampioni connessi che modificano la propria intensità luminosa in funzione del carico antropico, quindi se ci sono persone sono accesi di notte, altrimenti diminuiscono la luminosità per risparmiare energia. E questo è possibile attraverso l'Internet of Things. E allora, quali sono le competenze che servono per lavorare in questo dominio? Prima di tutto ci sono delle competenze tecniche e personali. Ok, tra le personali è una parola che abbiamo, diciamo, ripetuto più volte oggi, è la determinazione. Insomma, sono tecnologie molto, molto sfidanti e quindi dobbiamo essere ostinati nel studiarle e cercare di metterle in pratica.
capacità di comunicazione per lavorare in team di persone. Se vogliamo rendere una città intelligente, ovviamente non lo possiamo fare da soli, dobbiamo farlo in squadre e pertanto dobbiamo essere bravi per parlare con i nostri compagni. E la capacità di adattamento. Infine, tra le competenze tecniche, queste possono essere acquisite magari come ho fatto io attraverso un percorso universitario, ma anche attraverso dei corsi formativi, a partire dalla scuola. E quali competenze devono esserci? Bisogna essere bravi nel gestire il software, quindi produrre codice che deve essere eseguito su hardware. Reti di comunicazione, sia cablate che wireless, e l'intelligenza artificiale, quindi parliamo anche di ChatGPT, probabilmente l'avete già sentito. Sistemi di virtualizzazione, quindi noi dobbiamo gestire per esempio i pali dell'illuminazione pubblica, questi pali devono avere un gemello digitale che noi possiamo, con cui possiamo interagire. E alla fine la parte di analisi dati, un po' di statistica. Questa è la data science. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di avervi dato uno spaccato di quello che è la nostra realtà. Grazie. Grazie mille a te. E adesso chiamo qui con noi la ragazza che ti farà la domanda, che è Matilde Marras. Venite un po' più qui. Io volevo chiederti perché è importante oggi interessarsi e provare interesse verso la trasformazione digitale. È importante perché siamo all'interno di quella che dicevo la data economy. La trasformazione digitale ci permette di descrivere in una qualche misura il mondo reale che viviamo e proiettarlo in un mondo digitale, dove noi possiamo creare delle applicazioni, per esempio di ottimizzazione dei consumi, ma anche pianificazione. Come dicevo prima, capire quante persone ci sono all'interno di un autobus e vedere come si spostano è l'unico modo che ha l'azienda di trasporto pubblico per pianificare le proprie linee e quindi diminuire gli sprechi e offrire un servizio di qualità ai cittadini. Questo è. Okay. Grazie mille. Consigli preziosissimi, anche molto interessanti, grazie. Passiamo all'ultimo ospite, perché stiamo giungendo alla fine di questa mattinata. Parliamo un po' di lui. Si avvicina fin da piccola alla produzione di tappi di sughero del nonno e comincia prestissimo a fare esperimenti, creare prototipi con le prime idee. Fonda la sua azienda Lebiu pochi anni fa e sceglie questo nome per indicare la leggerezza del sughero, unita poi alla sua sostenibilità a livello ambientale. Infatti diciamo che il fiore all'occhiello di questa azienda è proprio il discorso sugli ecotessuti e il fatto anche che non utilizza né materiali né produzioni tossiche. Ve lo presento con le sue parole. Dice: il mio obiettivo è trovare nuovi modi di utilizzare materiali dando un twist ai loro normali usi. Nei miei progetti c'è sempre una componente emotiva legata principalmente al territorio e alla sua gente. Fabio Molinas. Grazie per la bellissima presentazione. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Avrei bisogno del questo? Sì. Scusate se vi do le spalle. Ok. Allora, buongiorno a tutti, io sono Fabio Molinas, sono il tecnico inventore dei materiali Lebiu insieme ad Alessandro, che è il CEO appunto della nostra startup innovativa su materiali di nuova generazione. Io in realtà non ho portato cioè come ci si lavora in queste nuove aziende, perché sono talmente nuove che anche noi stiamo generando ogni volta nuovi flussi di lavoro e nuove strategie. Più che altro vorrei, visto che siete tutti quanti giovanissimi e sicuramente il prossimo anno andate a studiare e non avrete idea di quello che vorrete studiare, più che altro magari farvi capire un po' che ci sono molte possibilità, cioè non siamo più non viviamo più in una realtà come quella dei nostri genitori o dei nostri nonni, dove dovevi comunque studiare, raggiungere un lavoro, mantenere quel lavoro. Avete visto in questi ultimi anni che il mondo è un po' al rovescio, quindi bisogna comunque prendere determinate strade e comunque vivere in un mondo sempre più frammentato. Quindi più che altro vorrei comunicarvi il fatto che
sempre più andate avanti con la vostra carriera, scegliate quella che scegliate, vi incontrerete sempre degli ostacoli che non potrete, di cui non avete mai pensato. Quindi quello che vi direi già per iniziare è sappiate che è molto difficile qualsiasi campo che adesso andrete a investigare, e che sicuramente ci saranno anche altri campi che ancora voi non conoscete, che sicuramente con l'esperienza riuscirete ad apprezzare e anche magari a lavorarci dentro. Stessa cosa io, per esempio, con il sughero. Io vengo da una famiglia, sono di Calangiano, sono gallurese, vengo da una famiglia dove il mio nonno appunto aveva una fabbrica di sughero, quindi io fino ai 20 anni ho visto il sughero ogni giorno ed sono arrivato anche ad odiarlo, insomma, è una cosa proprio sempre, tappi, sughero, questo colore marroncino, che tra l'altro è quello che vesto oggi. Poi invece con la maturità ci si rende conto che quello che tutti noi giovani, di cui tutti noi giovani ci lamentavamo ai 20 anni, era che in Sardegna non c'è niente, non si fa niente, che palle me ne voglio andare. Invece poi ti rendi conto che proprio dal niente è che si possono creare delle grandi opportunità. Quindi quello che vi direi per iniziare è: non iniziate tipo con la vostra esperienza con scoraggiati e comunque con la depressione di non riuscire ad ottenere quell'intento, perché comunque poi mentre lo fate si aprono poi altre porte che vi permettono di arrivare all'obiettivo che vi siete prefissati. Come vi stavo dicendo, appunto, Lebiu è una startup che adesso ha quasi 3 anni ed è nata dall'idea mia e di Alessandro di creare un hub, una sorta di ambiente, di azienda dove si possano creare dei materiali innovativi, ma che questa forma di sostenibilità possa essere cambiata e utilizzata anche dal punto di vista sociale, economico e culturale. Perché? Perché comunque la materia prima che utilizziamo è il sughero, sardo, ma anche spagnolo e portoghese, nel senso si utilizzano in vari stati, non solo in Italia, però l'idea anche di Lebiu era anche quella di riuscire a creare un ambiente agile, un modo di lavorare diverso rispetto ai tipi, a come siamo abituati a lavorare noi. Io per esempio ho fatto tantissimi tirocini, che sappiate gratuiti, quindi adesso fate bene a lamentarvi, ma io ne ho fatti 50.000 gratuiti, però ti aiuta appunto a capire quello che non vuoi nella tua propria azienda. Cioè, io non voglio un boss che mi grida contro, non voglio fare 14 ore al giorno, voglio essere padrone del mio tempo. E quindi qua diventa un po' difficile, perché tutti i lavori in cui se non avete intenzione comunque di aprire una vostra azienda saranno comunque sempre legati al fatto che dovete appunto compiere quelle ore. Però non è quello il fatto è soprattutto essere coscienti di quello che si vuole e di quello che non si vuole. Cioè, se voi volete ottenere quel risultato e sapete che quel risultato verrà ottenuto con molto sacrificio, e sapete che magari è una cosa che durerà poco e poi potrete raggiungere un altro livello, se quella è la strada, ce ne sono poche altre cose da fare. Dovete lavorare con costanza e riuscire ad ottenere quello che non pensavate di ottenere, e se non ci riuscite poi dovete provare un'altra strada. Non c'è una soluzione ad ogni male, no? Una panacea. C'è il fatto che dovete risolvere i problemi che si presenteranno sempre e comunque. Quindi non voglio scoraggiarvi, ma è così. Quindi anzi, vi devo motivare dal fatto che non ci sarà mai un momento in cui direte: ah, finalmente sono arrivato. Non si arriva mai, perché è uguale, sono gli opposti. Con il successo arriva ancora i problemi. Più successo hai, più problemi hai. Quindi non ci sarà mai un momento in cui ci sarà la pace dei sensi, ma dovrete sempre comunque lavorare per ottenere quello che volete. Nessuno vi regala le cose, quello è un po' il mantra. Ritornando alla nostra azienda, appunto, abbiamo voluto fondare l'azienda in 3 valori principali, che sono la sostenibilità mediambientale, l'economia rurale. Vabbè, sostenibilità mediambientale adesso è una parola che conoscete, strautilizzata. L'economia rurale, perché utilizziamo un sughero di scarto della produzione dei tappi, cantine sul Rau da qualche parte, quindi dal vino si passa ai tappi, e vengono poi impiegati per fare un upcycling. Cioè, cosa significa upcycling? Prendere una materia prima o un materiale di scarto o comunque che non ha nessun valore
e attraverso un ciclo di trasformazione farlo diventare un materiale con migliori caratteristiche rispetto a quello di partenza, ed è quello che noi facciamo nella nostra azienda. Utilizziamo scarti industriali che normalmente non vengono utilizzati o impiegati in altri tipi di settori, e attraverso innovazioni di processi e materiali riusciamo ad ottenere questi materiali, e in più utilizzando anche uno sughero di scarto che normalmente deve essere bruciato dalle aziende che producono sughero per alimentare le caldaie. Noi invece lo compriamo a loro, perché aiutiamo anche i piccoli lavoratori che sono magari più in difficoltà con tutta questa crisi, e in più evitiamo anche che venga incenerito, perché il sughero è in inglese si dice CO2 sink, cioè sono capaci di trasformare l'anidride carbonica in ossigeno e quindi captano anche le emissioni. Quindi cosa succede? Quando poi una cosa viene bruciata, si rimettono nell'atmosfera anche più emissioni di quanto l'albero è riuscito a trattenere. Quindi per noi questo, per quanto riguarda l'ecosistema, è una cosa molto importante, quindi siamo riusciti a incapsularlo dentro questo materiale in un materiale durevole che possa comunque essere utilizzato in vari settori, dal packaging alla moda, all'automotive e al nautico. E poi il cultural heritage, perché anche noi crediamo che senza tradizione, sarà banale, senza tradizione non c'è innovazione, però anche il fatto delle tecniche artigianali che noi abbiamo, mi sono reso conto io, che adesso ho 34 anni, che non conosco praticamente tutte le lavorazioni che facciamo in Sardegna. È una cosa che è molto triste da un punto di vista, perché comunque attraverso quei saperi riesci anche a costruire una strategia su come mandare avanti questi nuovi tipi di materiali, perché alla fine parliamo di un artigianato 2.0, un artigianato che si mischia insieme alla produzione industriale. Quindi questi artigiani del XXI secolo, diciamo così, devono conoscere le tecniche antiche che si utilizzavano prima per poter poi mandare avanti il proprio progetto. E quindi quello che facciamo è una sorta di mix tra processi innovativi di produzione e processi tradizionali, senza il bisogno di dover utilizzare delle macchine, di inventare delle macchine nuove per ottenere questi materiali, ma semplicemente agendo su tutto il ciclo di produzione per creare il materiale. Perché abbiamo creato questa azienda? Io sono industrial designer, ho studiato ad Alghero e poi da lì sono andato a Lisbona e poi Madrid. Quindi, ecco, tip numero 1, internazionalizzazione. Dovete sapere le lingue, dovete sapere almeno l'inglese, per quello ho messo la presentazione in inglese, e dovete capire cosa si muove intorno a voi. Dicevano prima anche del CONI, non ricordo il nome della signora, però il fatto di delle lingue, il fatto di essere coscienti di quello che avviene intorno al mondo. La Sardegna è un'isola, ha i suoi problemi, appunto è isolamento, ma siamo tutti così, tutte le isole hanno questo problema, le Canarie, le Baleari, le Azzorre. Gli isolani siamo diversi perché siamo isolani, cioè quindi abbiamo degli ostacoli che in continente, come diciamo noi dell'isola, non hanno. E quindi dovete essere anche coscienti di questo. Voi partite da uno step un po' indietro, che però deve essere quello che vi deve motivare anche a voler sconfiggere questa barriera, no, del mare. Perché abbiamo iniziato questo? Perché appunto sono industrial designer, specializzato in prodotto e materiali innovativi, non animalista, ma comunque mi piacciono molto gli animali, quindi per me era molto importante riuscire a trovare un'alternativa che fosse meno contaminante rispetto che la pelle, appunto, la pelle animale. Anche perché l'industria della moda, ad esempio, non è vero che dice che utilizza le pelli dal food, cioè appunto dalla industria non mi viene in mente dove si tagliano, come? Anche alimentare va bene, sì. Però non è vero, perché soltanto il 10% della pelle che arriva nell'industria del fashion è quella che viene dagli animali, dall'alimentazione. Quindi tutto il resto, il 90%, da dove viene?
La risposta è una, viene da macellazioni o comunque da estrazioni di pelli che non sono destinate all'alimentazione. Quindi è una cosa, e tra l'altro anche la concia della pelle è molto dannosa perché si rilasciano degli additivi che sono molto pericolosi. Quindi la nostra idea era quella di creare un materiale che fosse appunto in linea con i parametri e le esigenze del XXI secolo. E in questo utilizziamo appunto il sughero, che è un super materiale, dei polimeri a base di piante che però non provengono da campi di origine alimentare e soprattutto non vengono da campi dove vengono utilizzate piante con OGM. Il problema degli OGM è una cosa molto seria, non per il fatto che ce lo mangiamo, perché in questo caso viene creata una plastica a base di piante, più che altro per tutti i problemi che porta il fatto di coltivare queste piante con OGM, perché utilizzano dei pesticidi molto più potenti, perché appunto sono piante disegnate apposta per durare e per non essere attaccate dagli insetti. Quindi significa che devi utilizzare dei pesticidi talmente potenti che per esempio in Sri Lanka, nelle parti asiatiche dove hanno iniziato a portare il cotone, a esportare il cotone, ci sono dei paesi dove purtroppo la maggior parte dei figli dei lavoratori hanno seri problemi mentali e fisici. Quindi fino a che punto siamo disposti ad avere una maglietta di 4-5 euro quando sai che probabilmente, che tra l'altro vale meno di un centesimo quello che viene pagato a loro, quando poi c'è una ripercussione anche sulla salute, non solo sull'ecosistema. Quindi, insomma, abbiamo deciso di lavorare con trasparenza. Il materiale è quello, il materiale è stato ricercato anche dal punto di vista sociale, di rispettare determinati parametri, e quindi questo è quello che facciamo, semplicemente mettere in linea dei materiali che ok, non saranno, come si può dire, non saranno vendibili a Zara, perché è proprio una politica di moda a cui non interessa, però sono dei materiali che possiamo chiamare etici, nel senso che c'è un rispetto per l'ambiente, c'è un rispetto per le norme dei lavoratori, e soprattutto, questo è un consiglio che do a voi, facciamo una cosa che ci diverte, che ci piace. Quindi senza motivazione potete fare quello che potete fare quello che vi pare, ma non riuscirete mai a mantenere una certa traiettoria di vita se non siete soddisfatti con il vostro lavoro. Ricordatevi che il lavoro prende praticamente metà o più della nostra vita, quindi bisogna essere anche felici in quello che si fa, altrimenti diventa un incubo. Ve lo dico io che me ne sono accorto a 30 anni, che non ce la facevo più a stare sotto capi e sotto stress, e allora ho deciso di abbandonare tutto e iniziare questa nuova avventura. Sono cose che poi maturerete con l'età, a 20 anni non l'avrei mai fatto. Quindi questo è il processo del sughero. Non so se conoscete com'è l'estrazione, dovreste saperlo, non lo sapete. Vabbè, una cosa veloce. Allora, la sughera è presente in tutto il Mediterraneo, Spagna, Portogallo, sud Turchia, sud della Francia, e noi siamo naturalmente in Sardegna gli importatori e i produttori del sughero italiano, arriviamo fino al 70%, lo estraggono anche in Toscana e in Sicilia. L'albero normalmente viene decorticato, cioè questo tipo di lavoro che vedete qua facendo dai lavoratori si chiama decortica o demaschiatura, e viene realizzata ogni 9-10 anni, cioè per lasciare il tempo all'albero di poter generare la nuova corteccia, che viene estratta normalmente in primavera, perché così abbiamo anche il tempo di far generare qualche millimetro di corteccia prima dell'inverno, altrimenti la pianta si potrebbe rovinare o potrebbe addirittura morire. Stessa cosa per il taglio, si applica un taglio da 1,20 m a 1,50 m per non andare poi a intaccare tutto il resto della pianta. Ok, da qui poi c'è una produzione veloce di come sarebbe poi la produzione del tappo, perché noi utilizziamo appunto gli scarti del sughero, quindi molto semplificata, si taglia in porzioni più piccole, poi si passa con la fustella per dare la forma e il diametro del tappo, da lì passa a delle macchine che poi daranno il diametro perfetto per l'industria del sughero, della bottiglia, scusate, e da questa polvere che si genera noi facciamo una purificazione, miglioriamo, diciamo, selezioniamo il particolato di cui abbiamo bisogno, e abbiamo un materiale di seconda generazione riciclato che ha le stesse caratteristiche del materiale, perché non c'è stato nessun
nessun'altra aggiunta di nessun altro ingrediente durante questo tipo di lavorazione. Da qui noi riusciamo a creare due tipi di prodotti. Uno è il Core Skin, che è una pelle, chiamiamola pelle ma è sbagliato, è un materiale nuovo, perché la pelle comunque si deve chiamare pelle, il cuoio è un materiale diverso. Questo è un composito, è un materiale tecnico, utilizzato appunto per svariati utilizzi, dove ha un'anima di fibra riciclata, che può essere cotone o comunque poliestere, e dentro ha appunto diversi tipi di particella di sughero nella sua sezione e con polimeri a base bio, dove di questo che vedete qua normalmente si arriva a un totale del materiale dell'80-90% di materiali sostenibili sia riciclati che a base di piante. Naturalmente anche la lavorazione delle resine è particolare, perché normalmente qualcuno sa come si fa una plastica? Da dove viene la plastica? Dal petrolio, esatto. Ma normalmente sì, si viene dal petrolio, si mette in un reattore, dal reattore escono fuori i polioli che si uniscono e creano la plastica. Stessa cosa avviene con le plastiche a base di piante, nel senso che vengono utilizzati oli o zuccheri che poi vengono messi in un reattore, nel reattore iniziano a fare le loro trasformazioni e si trasformano in plastiche che possono essere termoplastiche, cioè che con il calore si deformano, o termoindurenti, cioè che col calore bruciano. Questo lo saprete poi se farete architettura o ingegneria o bla bla bla. Di queste piante naturalmente noi utilizziamo la parte che non viene utilizzata dal cibo, e soprattutto da aree tra l'Europa e l'Italia. Cioè cerchiamo in tutti i modi di non lavorare con paesi molto lontani, cerchiamo di mantenere tutta la produzione made in Italy, perché con il Covid appunto ci siamo resi conto che non avevamo niente di prodotto da noi, non avevamo nessuna azienda che potesse fare qualsiasi cosa, perché tutto veniva comunque richiesto preso dall'estero. In questo caso adesso c'è una tendenza soprattutto dei giovani, di tornare un po' a creare aziende o comunque fabbriche in Italia, perché si sono resi conto che appunto non ne vale più la pena, e tra l'altro anche dal punto di vista di tracciabilità è molto più facile, è molto meglio lavorare in zone locali piuttosto che in Cina, perché comunque anche l'impronta di CO2 è molto più grande. E questo è un altro materiale, non so perché si vede così, ma vabbè. Sempre un finissaggio, è quello che ho addosso oggi, è un finissaggio sempre fatto con polvere di sughero riciclata, con polimeri bio, dove riusciamo a dare questo effetto invecchiato stile denim anche a diversi tipi di accessori, a tessuti e a scarpe. Questo quindi ci permette un risparmio di acqua del 90%, di prodotti chimici del 60% e di energia quasi del 90%, perché è un processo che si effettua a freddo. Quindi abbiamo diversi vantaggi, quindi questi sono cose un po' più tecniche. ZDHC è che non ci sono scarichi di gas contaminanti nell'aria, a basse emissioni di CO2, e soprattutto la cosa importante, il fatto di poter customizzare, cioè modificare il tipo di grana a seconda delle necessità. Quindi si trasforma in un materiale, perché in una base che può essere utilizzata per diverse cose. Devo andare veloce, scusate, mi stanno facendo gli occhiate. Questi sono qualche esempio. Competitor, un'altra cosa, e questo è se volete lavorare nel mondo della produzione, che sia industriale di qualsiasi tipo, dovete iniziare quando sarà il momento. Dovreste lottare contro gli organismi di certificazione, che sono quelli che tracciano e che ti permettono che il tuo prodotto venga venduto. Però questa è una cosa che potrete fare anche più in là, non vi interessa adesso. E niente, io per finire direi che a tutti questi ragazzi che sono giovani di seguirmi su Instagram, così ci sono qualche altri seguitori, e se avete domande sono qui. C'è una domanda da Michela Piredda. Buongiorno, vorrei chiedere se per lei è stato facile creare una startup e da dove ha preso i finanziamenti. Bel tema.
Allora, la startup, come vi ho detto, è stato un po' Allora, diciamo che quando hai 20 anni vorresti fare tantissime cose, però non ti senti pronto. Quindi questo progetto va avanti da almeno 12 anni, però non avevo mai... Avevo sempre paura, no? La tipica paura, ma non so le cose, ma non come faccio, ma sono solo. Poi invece con i 30 te ne freghi un po' di tutto e dici, ma sai cosa ti dico? Io le cose le ho imparate, ci buttiamo. Quindi è stata proprio dall'esigenza anche di voler cambiare uno stile di vita di cui non volevo più far parte. Cioè io pensavo, io ho pensato anche di lasciare il design, perché ho detto, cioè io devo stare almeno 50 anni facendo 15 ore di lavoro con gente nervosa, consegni, e ho detto no, cioè veramente, così non ce la faccio a resistere. Quindi da lì me ne sono andato via e ho deciso tanto comunque in ogni caso devi sempre lavorare, quindi meglio lavorare per te stesso che per gli altri, se è quello che a te interessa. Quindi ho deciso da lì, mi sono sentito con Alessandro, che aveva già un'altra startup sarda, Marina Now, e abbiamo detto, sai cosa ti dico? Tanto è successo di tutto, c'è la pandemia, ci siamo a guerra, ci sono tutti, mi ho detto va, e apriamoci anche una startup così per migliorare le cose. Quindi no, quella è stata la sfortuna perché siamo beccati proprio, abbiamo beccato il periodo peggiore. Però è anche vero che, come vi ho detto prima, bisogna lottare, quindi qua ci siamo e qua continuiamo. Però comunque rispetto alla domanda tua mi è venuto in mente perché appunto era anche una sorta di piano di vita, no? Non solo voler raggiungere quel tipo di obiettivo con i miei progetti, ma anche cercare di vivere e intendere la vita un po' più easy e felice. Grazie a te. Grazie mille. Grazie mille. Peccato non ascoltarti oltre, però è stato molto interessante e sicuramente molto utile anche per chi vuole conoscere meglio il proprio territorio, perché si parla poco. Grazie mille a te. È arrivato il momento no, non ci salutiamo. Ok. Daniela Scano, della Nuova Sardegna, un applauso. Daniela Scano, io sono una giornalista della Nuova Sardegna. Allora, abbiamo visto tante giovani giornaliste fare domande agli adulti. Questa è una domanda che un adulto fa a una ragazza che è stata bravissima a presentare questa giornata, di cui ringraziamo l'ASPAL, e chiedo io giornalista, a Letizia Loi di raccontarsi un momento. Grazie. Allora, so che hai la passione per la scrittura, che hai un blog, che ti interessi di cinema, che hai visto film e li hai recensiti, che scrivi di teatro. Presentati. Grazie mille, io cercherò di essere breve. È molto semplice in realtà, scrivo da sempre, da quando ho imparato letteralmente a scrivere nel senso letterale del termine, quindi a tenere la penna in mano. La passione per le storie l'ho sempre avuta, solo che piano piano poi ha preso una piega che onestamente non mi sarei mai aspettata, perché ho sempre scritto storie, narrativa, e invece negli ultimi anni sto scrivendo testi teatrali, ed è questo che adesso mi sta portando un passo dal lavoro vero, che sarebbe quello che un giorno si spera riuscirò a fare, che è praticamente il regista teatrale e drammaturgo, insomma. Sono già andata in scena con 2 spettacoli, siamo dall'anno scorso che riusciamo ad andare un po' in giro. Il primo è La Rosa di Dio, che è uno spettacolo sulla Seconda Guerra Mondiale, su Suor Giuseppina De Muro, che è una personalità molto importante per la Shoah italiana. Lei di Lanusei però purtroppo viene poco ricordata, ha svolto per più di 40 anni un lavoro fondamentale al carcere Le Nuove di Torino, e io proprio grazie a un viaggio laggiù, diciamo, ho scoperto questa storia, ho voluto portarla sul palco, ci sono riuscita grazie all'enorme supporto dei miei compagni che si sono prestati, diciamo, come volti per questa rappresentazione, e i nostri magici insegnanti che ci supportano tutti i giorni veramente sotto tutti i punti di vista. Però diciamo che il progetto di cui vado più fiera è Forte come un leone, che è lo spettacolo sul tema del bullismo,
che sono riuscita a mettere in scena grazie all'alternanza scuola-lavoro con la scuola media di Azze di Olbia. L'anno scorso per 6 lunghi mesi ci siamo preparati per portare in scena questo spettacolo con 30 ragazzi del terzo anno di scuole medie che adesso sono alle scuole superiori e molti sono da noi al Gramsci. Siamo riusciti a portarlo sul palco quasi una decina di volte e sono state repliche veramente meravigliose perché ci hanno accolto con il massimo dell'affetto tutti i nostri spettatori che sono venuti anche da posti lontani a volte chiedendoci di vedere Forte come un leone, quindi siamo veramente felicissimi. Questa è la mia passione che spero di trasformare in un lavoro e che tutti i giorni mi accende la motivazione per alzarmi, veramente andare a scuola e studiare, perché sicuramente è importante la passione, ma anche lo studio è di fondamentale importanza, perché senza lo studio non riusciamo veramente a dare una forma. La passione è una sostanza che ha bisogno di una forma. La forma gliela dai con lo studio, con l'impegno e col lavoro. Quindi questa combo che i 6 ospiti che abbiamo avuto qui oggi ci hanno insegnato, secondo me, al meglio, perché ognuno di loro ci ha dato qualcosa di diverso e ci ha spiegato il proprio percorso in tanti ambiti diversi, quindi abbiamo veramente sentito di tutto oggi e tutto è utilissimo, fondamentale per chiunque voglia intraprendere uno di questi percorsi. E niente, io più di questo non posso dire, che sono innamorata di quello che faccio e che spero di poterlo fare per sempre. Grazie. Io ringrazio, grazie mille. Qui mi collego a quello che stavo per dire, ovvero la passione che sta alla base di ognuno di noi, degli ospiti, di me, insomma. La passione è questo. La passione è quello che ci deve trasformare in individui felici, perché se noi riusciamo a fare il lavoro che vogliamo, ci realizziamo come persone e come individui nel mondo e creiamo una società per favore di persone contente, felici di quello che fanno, perché solo così si può cambiare questa società che non ci sta piacendo per niente, quindi solo questo volevo dire. Poi voglio passare ai ringraziamenti che sono fondamentali. Ringrazio voi che siete stati qui con noi, i vostri insegnanti che vi hanno permesso di partecipare. Ringrazio l'ASPAL, la direttrice di nuovo Maica Versano, che ha permesso tutto questo. Ringrazio i tecnici che hanno organizzato tutto questo che vediamo e poi chiaramente ringrazio le giornaliste della Nuova Sardegna, Silvia Sanna, Barbara Giolas e Daniela Scano, che mi hanno contattata e mi hanno permesso di essere qui oggi, e dulcis in fundo i nostri fantastici ospiti a cui dobbiamo tutte le riflessioni che saremo portati ad avere quando usciremo. Grazie mille, vi auguro un buon proseguimento di giornata.